Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Ancora una tragedia sul lavoro ad Aci Sant'Antonio nel Catanese. Un operaio di 31 anni è rimasto schiacciato dall'ascensore mentre faceva manutenzione. Si chiamava Antonio Pistone, aveva solo 31 anni. L'inchiesta di Catania, interrogato dal GIP Luca Sammartino, ai nostri microfoni ribadisce: ho chiarito tutto, sono estraneo all'accusa di corruzione, l'unica per cui sono indagato, piena fiducia nella magistratura. Palermo al via il processo per lo stupro di gruppo al Foro Italico. Il comune e 9 associazioni chiedono di costituirsi parte civile. L'avvocato della vittima era circondata da un ambiente tossico. Antimafia, partita la caccia al nuovo numero 1 dei grandi latitanti, Giovanni Motisi, ultimo dei boss corleonesi dell'epoca stragista. Vi mostreremo il nuovo identikit diffuso dalla polizia. Ponte sullo Stretto, da Contesse a Villafranca Tirrena, riprende la mobilitazione contro gli espropri. Pedonalizzazioni, il comune di Catania accelera, ma per piazza Federico II di Svevia trova l'opposizione di residenti e commercianti. Lunedì incontro decisivo a Palazzo degli Elefanti. Temperature sotto la media, vento, pioggia a tratti, una massa d'aria polare ha raggiunto la Sicilia guastando il weekend, a rischio anche il 25 aprile. Calcio, in Serie B Palermo all'assalto della capolista Parma, al Barbera i rosanero inseguono stasera una vittoria di prestigio. In Serie C contro il Sorrento il Catania punta a chiudere la pratica salvezza. Tragedia sul lavoro ieri pomeriggio ad Aci Sant'Antonio nel Catanese dopo un operaio di 31 anni che stava facendo manutenzione nell'ascensore di una palazzina è rimasto schiacciato. Si chiamava Antonio Pistone, era un ragazzo di 31 anni molto conosciuto per la sua allegria e l'attaccamento al lavoro. Simona Mazzone. Un'altra giovane vita spezzata, un altro incidente sul lavoro, schiacciato dall'ascensore dove stava facendo manutenzione. Così è morto Antonio Pistone a soli 31 anni mentre si trovava in questa palazzina di 2 piani al civico 55 di via Marchese di Casalotto ad Aci Sant'Antonio. Alcuni residenti dei palazzi vicini a microfoni spenti commentano la vicenda come un fatto doloroso, soprattutto inspiegabile, che ha colpito la comunità castellese dove lui abitava, la sua famiglia proprietaria di un negozio di parrucchieri a Ficarazzi dove anche lui dava una mano. Chi lo conosceva è ancora incredulo per l'accaduto. Aveva tanti amici per le sue attività, innanzitutto voluto bene perché il papà ha un'attività diciamo a Ficarazzi e quindi conosciuto dall'intera frazione, ma poi perché Antonio era uno che organizzava serate, un ragazzo che non si fermava mai e quindi conosceva tantissima gente. Lei sa se faceva questo lavoro da tanto tempo? E dalle notizie che io ho credo qualche anno, diciamo, faceva questo lavoro, era molto orgoglioso di lavorare, di fare questo lavoro, un ragazzo per bene. La dinamica è ancora da chiarire, ma da una prima ricostruzione pare che Pistone stesse intervenendo all'ultimo piano quando una donna trovata dentro la cabina in stato di shock dai vigili del fuoco avrebbe chiamato l'ascensore facendo partire l'elevatore e non lasciando spazio al giovane che sarebbe rimasto incastrato. La palazzina pare disabitata, solo un centro estetico oggi chiuso al secondo piano. Una tragedia assurda anche perché sembra che l'ascensore qui non venga utilizzato perché è presente solo al piano sotterraneo e al primo, mentre piano terra e secondo ne sono privi, come ci racconta un medico di base che ha accesso nel palazzo da una porta secondaria. Ci ha confessato di essere rimasta molto meravigliata quando ha saputo che in questo palazzo c'è un ascensore, perché questa sarebbe la porta dell'ascensore che in effetti non c'è. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Richiesta Pandora a Catania, ha interrogato Luca Sammartino, ex assessore e vicepresidente della regione. Giusy Lazzara. 3 ore e mezzo di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari valenti al primo piano del Tribunale di Catania. Si è presentato alle 9 del mattino il deputato regionale Luca Sammartino, indagato eccellente nell'inchiesta Pandora su presunte infiltrazioni mafiose nel comune di Tremestieri Etneo. Sammartino è indagato per 2 casi di corruzione, il primo aver favorito il proprietario di una farmacia a Tremestieri Etneo e il secondo riguarda 2 carabinieri che avrebbero fornito notizie su eventuali indagini nei suoi confronti e bonificato da 5
Cimici, la sede della sua segreteria. Ho risposto a quello che mi viene contestato, che è la corruzione su 2 fattispecie specifiche, e ho risposto con grande serenità, perché io non ho commesso atti di corruttela, ma soprattutto ho risposto per dimostrare la mia totale innocenza. Per quanto riguarda le microspie, invece, nel suo studio, insomma, quello che poi le viene anche contestato, fra le altre cose. Ho risposto assolutamente per come era giusto rispondere davanti ai pubblici ministeri e al GIP, chiarendo e spiegando nel minimo dettaglio quello che mi veniva contestato. Dopo la notifica del provvedimento, Sammartino si è dimesso da vicepresidente e da assessore regionale all'agricoltura. Proseguo quotidianamente la mia attività politica, sono deputato regionale, sono sereno di portare avanti le mie battaglie per il mio territorio. E il suo legale, Carmelo Peluso, segna la linea difensiva. Ci sono novità, è quello di fare un appello al tribunale competente per poter richiedere la revoca della misura che è stata applicata dal GIP. L'inchiesta Pandora ha portato in carcere 6 persone, tra loro il sindaco di Tremestieri, Santi Rando, che si è dimesso. Il presidente della Commissione Difesa della Camera, Minardo, lascia la Lega per dare il via al percorso di costituzione della componente UDC, Unione di Centro, a Montecitorio, come previsto da un accordo politico tra la stessa Lega e l'UDC. Palermo al via il processo per lo stupro di gruppo al Foro Italico. Il Comune e 9 associazioni hanno chiesto di costituirsi parte civile. L'avvocato della vittima era circondata da un ambiente tossico. Marco Cullà. È iniziato qualche minuto dopo le 10 il processo ai 6 ragazzi maggiorenni che stuprarono la notte del 7 luglio la 19enne palermitana in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo. La vittima oggi non era presente all'udienza davanti al GUP. La ragazza si trova in casa rifugio in cui è stata portata dopo l'aggressione vissuta la notte di Pasquetta nel quartiere di Ballarò. La ragazza è molto confusa, avvilita, ha dei momenti di alto e basso, come si può immaginare, tra l'altro in questa situazione di semi-isolamento perché è in protezione e quindi certo non è in un momento in cui è molto allegra. Difatti mi dice sempre, mi fanno domande, mi chiedono cosa pensi, ma cosa posso pensare? Sono avvilita, non vedo l'ora che finisca tutto. Ha momenti di speranza e momenti di grande preoccupazione, di grande abbandono, di grande sconforto. La ragazza ha deciso di non venire anche perché non può venire, perché è in una situazione di libertà limitata, ma è tossico per i motivi che dicevo prima, che appunto si è creata di lei un'immagine che le rende la vita impossibile. Anche quando cammina per strada la fermano e le insultano, di questo si tratta. Nell'udienza di oggi una decina di associazioni hanno chiesto di essere ammesse come parte civile. La riserva da parte del GUP sarà però sciolta il 29 aprile. I 6 imputati sono tutti in carcere. Per lo stupro di gruppo è già stato condannato un giovane che al momento della violenza era minorenne. Il giudice del Tribunale dei minorenni, Maria Pino, lo ha condannato a 8 anni e 8 mesi. Era attesa per oggi, ma è stata rinviata al 17 maggio la sentenza d'appello per Filippo Mosca, il 29enne di Caltanissetta detenuto in Romania con l'accusa di traffico internazionale di droga. In primo grado Mosca è stato condannato a 8 anni di carcere, nonostante la denuncia dei familiari e dei legali per le condizioni disumane in cui è costretto a vivere. I magistrati romeni hanno respinto la richiesta dei domiciliari. Tutti prosciolti i 10 componenti dell'equipaggio di 3 ONG, Jugendrettet, Save the Children e Medici Senza Frontiere, accusate dalla Procura di Trapani di aver fatto da taxi ai trafficanti di migranti e di non avere prestato in realtà soccorso ai profughi. Per il GUP il fatto non sussiste. Antimafia, partita la caccia al nuovo numero 1 della lista dei grandi latitanti. Si tratta di Giovanni Motisi, ultimo dei boss corleonesi dell'epoca stragista. La polizia ha un nuovo identikit. Maglio Viola. Un nuovo identikit basato sia sull'invecchiamento di una vecchia foto che sui tratti somatici dell'intera famiglia, realizzato dalla polizia scientifica con l'uso dell'intelligenza artificiale. Parte dal supporto tecnologico la nuova fase della caccia all'ultimo grande latitante della mafia dei corleonesi. Giovanni Motisi, palermitano, classe 59, protagonista di grandi eventi criminali, è ricercato dal 1998 e dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro è diventato il numero 1 nella lista dei più ricercati del Ministero dell'Interno. La polizia nelle scorse ore ha diffuso il nuovo identikit di quello che viene accusato di essere stato il killer di fiducia di Totò Riina. Un identikit che
siamo sicuri darà un grosso contributo all'attività investigativa e nello specifico alle indagini condotte dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Palermo, ma speriamo che possa anche essere utilizzata da qualche cittadino per fornire informazioni agli investigatori e pervenire finalmente alla cattura di Giovanni Motisi. Scomparso dai radar da oltre 25 anni, Motisi è ricercato dal 98 per una serie di omicidi, dal 2001 anche per associazione di tipo mafioso, dal 2002 per strage. Su di lui pende anche una condanna all'ergastolo per l'omicidio del commissario Beppe Montana. Intanto continuano ad emergere dettagli sulla latitanza dorata e spudorata di Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti sono risaliti ad almeno altre 2 identità usate dal boss che, nonostante ricercato, viveva una vita normale e piena di impegni, da pranzi e cene in trattoria ai tatuaggi. Al tatuatore aveva detto di chiamarsi Vito Firreri, mentre all'operaio che gli riparò la lavastoviglie nel covo di Campobello di Mazzara si era presentato come signora Verna. A Messina la mobilitazione contro il ponte riprende nella zona sud della città. Per domani è previste una serie di iniziative. Francesco Triolo. La mobilitazione No Ponte da Torre Fara arriva nella zona sud di Messina, lì dove a sorpresa tanti residenti hanno scoperto solo dai tabulati diffusi ad inizio mese di essere oggetto di esproprio. Domani la protesta si sposta a Contesse, dove il Movimento 5 Stelle allestirà un banchetto informativo rivolto ai cittadini della zona sud coinvolti dagli espropri per l'apertura dei cantieri per i lavori del ponte. Oltre 200 prescrizioni dal Ministero dell'Ambiente al progetto del ponte sullo Stretto. Quindi è lo stesso governo a dimostrare che quella del ponte è soltanto becera propaganda da parte del ministro Salvini. E ancora mancano le prescrizioni del Ministero dei Beni Culturali, perché l'area dello Stretto è un'area soggetta a tantissimi vincoli paesaggistici. Nel pomeriggio invece, sempre a Contesse, il comitato No Ponte ha organizzato un'assemblea per discutere anche dei temi degli asservimenti, alla presenza dell'avvocato Aurora Notarianni, legale di fiducia del WWF Messina, ma non solo. Anche nel comune di Villafranca Tirrena sarà attivo uno sportello informativo legale in favore di tutti coloro che necessitano di supporto nella vicenda degli espropri. Aree pedonali, il comune di Catania accelera, ma per piazza Federico II di Svezia trova l'opposizione di residenti e commercianti. Lunedì incontro decisivo a Palazzo degli Elefanti. Tonino De Mana. È l'ultimo step di pedonalizzazione in centro, forse quello più complicato per le caratteristiche di piazza Federico II di Svevia e perché i soggetti interessati, principalmente i commercianti, non sembra siano compatti. In molti lamentano l'assenza di parcheggi, altri sollecitano un piano viario adeguato, altri ancora chiedono un migliore collegamento con i mezzi pubblici. Tutto messo nero su bianco in una mozione sull'istituzione di nuove aree pedonali che ha visto favorevoli 26 su 28, unici astenuti Gianina Ciancio e il consigliere assessore Gelsomino. Se ne è parlato ieri sera in un acceso consiglio comunale dove il sindaco tarantino ha ribadito la volontà di pedonalizzare piazza Federico II liberandola dalle auto e contestualmente dai parcheggiatori abusivi e magari dai tanti ragazzini che scorrazzano in scooter. L'amministrazione comunale sembra tirare dritto e ribadirà i suoi concetti nel corso di un incontro con residenti e commercianti che si terrà lunedì alle 14 a Palazzo degli Elefanti. Non bisogna far morire il commercio nel centro storico di Catania, è stato ribadito in aula. La pedonalizzazione va bene, ma deve essere programmata e pensata, soprattutto vanno modificate molte tematiche che necessitano approfondimenti. Sul noto parcheggi, Trantino ha annunciato la creazione di nuovi stalli, verranno istituiti 30 in piazza Borsellino, 72 in via Azzurria, 49 in corrispondenza degli Archi della Marina e 95 all'interno dell'autorità portuale e nelle ore serali AMTS garantirà un servizio navetta per collegare il parcheggio di via Plebiscito e piazza Vaccarini con il Castello Orsino, garantendo altri 80 posti per la sosta. Dopo il TG alle 14.30 su Telecolor torna la nostra ospite, il sindaco di Catania Trantino. Per le vostre domande scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo all'appuntamento con il sindaco oggi su Telecolor alle 14.30. Giro di vite contro le piazze di spaccio, arresti e sequestri a Catania, Messina e Ragusa. Tonino De Mana.
Arresti e sequestri di stupefacenti a Catania, Messina e Ragusa, a conferma che la droga circola, ma al tempo stesso che le forze dell'ordine combattono colpo su colpo le piazze di spaccio. 3 pusher, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati nel centro storico etneo, scoperta una base logistica con un punto di stoccaggio in un'abitazione fatiscente di San Cristoforo. I militari dell'Arma si sono trovati di fronte ad una porta blindata con un'apertura rettangolare con sportellino in ferro richiudibile dall'interno. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati marijuana e crack. La Guardia di Finanza di Messina ha invece sequestrato mezzo chilo di cocaina e 200 munizioni di vario calibro, arrestando un corriere calabrese. L'uomo è stato fermato a bordo di un'auto. Ad incastrarlo il fiuto del cane antidroga Heidi, che ha rivolto la sua attenzione ad un passeggino nel portabagagli. All'interno era nascosto un panetto di cocaina. La droga, al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 200.000 euro. E 4 persone sono finite in manette a Ragusa nell'ambito di un'operazione che ha smantellato una piazza di spaccio operante nel centro storico Ibleo. Temperature sotto la media, vento, pioggia a tratti, una massa d'aria polare ha raggiunto la Sicilia guastando il weekend ed è a rischio anche il 25 aprile. Detire Ferlito. Pioggia a tratti e raffiche di vento. Dopo un anticipo d'estate, durante lo scorso weekend, una massa d'aria polare marittima ha raggiunto la Sicilia, determinando un brusco calo delle temperature con maltempo e allerta gialla per le province di Palermo, Catania e Messina, con la presenza di neve sulle cime più alte dell'Etna. Ma nel fine settimana il tempo tornerà pian piano a migliorare con l'allontanamento di questa perturbazione verso la Grecia. Il tempo si manterrà tutto sommato buono, prevalentemente soleggiato, anche se nel corso della giornata, soprattutto di domenica, assisteremo al passaggio di un po' di nuvole stratificate, nuvolosità del tutto innocua, che però potrà in parte coprire il cielo in diverse aree dell'isola e quindi dare un po' di variabilità per quanto riguarda soprattutto la giornata domenicale. Un weekend dal sapore decisamente invernale, anche se già da domenica le temperature inizieranno gradualmente a salire. Il tempo si manterrà variabile anche per la prossima settimana e il 25 aprile il maltempo potrebbe guastare le tradizionali gite fuori porta. Speriamo di no, naturalmente. Intanto i giovani di Fridays for Future tornano in piazza in difesa del clima. Oggi mobilitazioni a Catania e a Palermo, con al centro la transizione ecologica, la battaglia contro le lobby del fossile, del carbone e il grido d'allarme per la siccità. Roberta Lunghi. Al grido di cessate il fuoco, la guerra è fossile, i giovani di Fridays for Future tornano in piazza in difesa del clima. A Catania la manifestazione è partita da Piazza Roma, tra i temi portanti il dissenso verso la lobby dei combustibili fossili. Il sangue degli stermini, il sangue delle guerre, oggi più che mai visibile, è legato con gli stessi interessi dell'industria fossile che spingono la crisi climatica. Per i giovani impossibile voltarsi indietro rispetto all'escalation delle gravi situazioni internazionali, così come rispetto alla siccità imperante in Sicilia. Siccità che mette in ginocchio gli agricoltori, siccità che ha portato al razionamento dell'acqua. Lo vediamo nella nostra regione, ma lo vediamo in tutto il mondo con i disastri ambientali e le conseguenze che questi si portano dietro. L'onda verde dei giovani di Fridays for Future ha manifestato anche a Palermo con iniziative nel paese che continueranno fino a domani. Il filo conduttore sta tutto nell'appello di una giovane attivista. Noi come Fridays for Future, noi come popolazione oggi diciamo no a questa situazione e diciamo che la vita, il pianeta devono essere messi di fronte al profitto. È il momento della nostra breve pausa, tra poco il calcio con le ultime sul Palermo che stasera sfida il Parma e con il Catania atteso domenica dalla trasferta con il Sorrento. State con noi. Eccoci con il calcio, match delicato oggi per il Palermo che alle 20:30 sfiderà il Parma, capolista al Barbera. Mignani è ancora alla ricerca della sua prima vittoria sulla panchina rosanero. Marco Gullà.
l'esame più difficile per il Palermo. A Renzo Barbera stasera arriva il Parma di Fabio Pecchia, capolista indiscussa di questo campionato sin dai primi turni. La formazione ducale è quasi pronta a festeggiare la promozione diretta in Serie A. Il Palermo, dal canto suo, deve invertire il trend delle ultime 8 giornate in cui ha vinto una sola volta e contro l'ultima in classifica, il Lecco. Michele Mignani non ha ancora guarito il Palermo, che con il neotecnico in panchina ha rimediato 2 pareggi. I rosanero hanno una sorta di difetto di fabbrica, vanno in vantaggio ma poi puntualmente vengono raggiunti dagli avversari. La seconda parte del mio pensiero va alle 2 partite che ho fatto, dove l'inizio del secondo tempo è stato uno diverso dall'altro, perché con la Sampdoria è vero che ci siamo abbassati, è vero che abbiamo perso un po' di terreno, un po' di campo, è vero che la Sampdoria aveva già prima della situazione del pareggio, che peraltro è un tiro da lontano e credo che si possa concedere un tiro da lontano ad un avversario, aveva già comunque creato ed era entrata in area già un paio di volte, mentre secondo me nella partita di Cosenza la squadra era entrata bene e aveva dimostrato di avere la partita in gestione. Non cambia modulo Mignani, 3-5-2 con Brunori e Mancuso in avanti, torna Lucioni in difesa, così come Di Mariano a centrocampo. Fischio d'inizio alle 20:30. Da parte polemiche e veleni e a concentrarsi sul finale di campionato. Domenica a Potenza con il Sorrento occorre dare continuità alla vittoria nel derby con il Messina per evitare sorprese. Francesco Triolo. Nel chiuso dello spogliatoio il Catania sta cercando di trovare una quadra per concludere il suo campionato senza sorprese. La partita contro il Sorrento a Potenza rappresenta il bivio del finale di stagione, perché già domenica potrebbe dare la certezza di evitare i play-out. Ma occorre mettere da parte tutte le polemiche degli ultimi giorni e remare proprio per il bene comune, che è quello del Catania. Nelle ultime 2 partite Zeoli non avrà a disposizione Peralta, che ha accusato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro. Zammarini lavora per essere pronto con il Benevento. Situazione complicata quindi a centrocampo, dove restano indisponibili Teio e Sturaro. I 2, secondo quanto confermato dal report medico diffuso dalla società, non sono ancora pienamente ristabiliti dopo i rispettivi infortuni e proseguiranno con gli allenamenti individualizzati. Va da sé che il reparto agli uomini contati e ci potrebbe essere spazio fin dall'inizio per Ndoi con Welbeck e Quaini. Contro il Sorrento non ci sarà Bois, squalificato per un turno, mentre Monaco sarà in campo dall'inizio. E a proposito dei difensori, confermata la retroguardia a 3, mentre sull'esterno a destra ci dovrebbe essere Rapisarda, a sinistra pronto Cicerelli, in attacco probabile ancora la coppia di Carmine e Cianci. Parliamo un attimo del patto di scambio politico-mafioso, è uno dei principali capi d'accusa delle inchieste di questi giorni dalle nostre parti, senza chiamare naturalmente in causa nessuno in nome della presunzione di innocenza. Riflettiamoci però sopra soltanto un attimo. Significa che per avere i voti, per essere eletto in qualunque carica pubblica, uno si accorda con esponenti mafiosi. Ma qui in Sicilia, Cosa Nostra, anche se i protagonisti non sono più quelli, è la stessa che ha fatto Capaci, via D'Amelio, che ha ucciso Fava, decine di servitori dello Stato. Possibile che a questo non ci si pensi? Che per fare carriera si sia disposti, sempre che le indagini lo confermino, a farsi sostenere da queste famiglie criminali e dai loro complici e parenti? Possibile che non si vogliano correre i rischi di una sana competizione elettorale che può andare bene come può andare male, che si abbia così poca fiducia nelle proprie capacità di costruire consenso grazie a progetti, idee trasparenti, volontà di fare crescere e migliorare la comunità? E infine un'altra considerazione: che esempio si dà ai giovani con comportamenti simili? Poi davvero ci meravigliamo se cresce l'astensionismo e se i ragazzi pensano che per andare avanti l'unico modo è soltanto questo, o al massimo mettersi a cercare visibilità con le challenge su internet o cercando di emergere come influencer. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20. Grazie e buon pomeriggio.